Sveglia. No. Ma che vergogna. Dai, che dobbiamo andare? Buongiorno, bentornati sul canale, ancora in Marmarole, ma stavolta sono in compagnia di Alex, il rifugista più fastidioso del Cadore. Verissimo. L'obiettivo di oggi è quello di raggiungere il Chiggiato, sperando che una tempesta non ci sommerga, e poi andare a dormire in un posticino, ma ve lo diciamo dopo. Abbiamo parcheggiato a Praça de l'An e adesso saliamo per il sentiero numero 260. Bravo, a dopo. Cos'è che c'è? Un albero a forma di mezzo cuore. Dove? Non lo ricordavo bene. Dov'era? Oppure a forma di culo. Dipende Vabbè, dai punti di vista. per YouTube è cuore. Ok. Com'è ritornare al rifugio dove sei stato per 12 anni? Stop. Boh, arrivati al rifugio Chiggiato. Non ho fatto tante riprese nel salire perché sul canale questo rifugio ve l'ho fatto vedere in tutte le salse, quindi ve ne ho risparmiate un po'. Adesso pranziamo, facciamo pausa un'oretta che così ci asciughiamo perché oggi è veramente super umida e poi andremo su in cresta da Iron. Queste le ha fatte di mio papà. Queste qua, devo dire. Il carburatore l'ha fatto mio papà, lo stabilitoio anche. Sei tornato a casa praticamente. Guardalo com'è contento, come scodinzola al Chiggiato. Qua mettevamo la terra dei fiori delle fioriere in autunno quando erano morti tutti i fiori. Volevamo fare una muraglia e dopo parcheggiarci quota. Dopo siamo andati via, quindi niente. Guarda, metto questo qui, che vedi è un larice albino. In primavera le gemme che butta fuori, che di solito sono rossastre, in larice normale, in quello albino sono bianche. Albino perché è bianco, chiaro? Ed è raro. Raro. Io ho paura a tagliarla quella pianta, pensate. Ma come? Sì. Omar senza cuore. A metà. Un quarto. Quelle sono fette. Non sono un po' grosse? Sì. Ma noi abbiamo fame. Certo. Sono le fette per i bisonti. Ma questo l'ho preso a Manga Pian de Vacia. È buono. Sì. Bene, direi che ci siamo riposati. Adesso andiamo in direzione Forcella. Forcella Sciacù. A un quarto d'ora da qui circa di cammino. E poi per salire in cresta quanto ci mettiamo? Quel che ci mettiamo. Ok. Con me è troppo. L'hai detto tu. A dopo. Adesso prendiamo il sentiero che va a Cresta d'Airon, che è indicato da quell'albero spezzato con un pallino rosso. Si prosegue dritto, dopo si trova il sentiero in mezzo ai baranci e si segue fino alla cima.
bene, siamo circa a 200 metri dalla cima e abbiamo già un morto. Qua il sentiero finisce, quindi bisogna affidarsi totalmente alla guida esperta appena si riprende, però, perché in questo momento non è capace né di intendere né di volere. Alla tua età, così pigro. Sì. Quindi dove si va? Su, in cima. Dove? Allora, sì, su di qua. Vabbè. E quello è il famoso Vallon del Froppa, che porta al bivacco Fantone. Aneddoto numero 4. Numero 40. Sì, ma ne ho ripresi di meno, grazie a Dio. Nell'estate del 2021 un famoso alpinista tedesco, Stefan Grovac, insieme a Philipp Hans, hanno aperto una via su Crolla Bianca. Cioè, quella sera eravamo solo io e mia mamma. In rifugio ho detto, qua non arriva nessuno. Sono arrivati due sembravano due zingari. Dopo che abbiamo visto che avevano i trapani da soldi, tutti marchiati Marmot e così via, abbiamo capito che forse era un po' più seri. Infatti dopo, perché è stato Silvio a dircelo, mi fa, ma qua fuori è un super alpinista. E negli anni 90 era uno dei più forti. Tu ovviamente non sapevi niente, perché non sai mai niente tu. No, non fregava niente in quel momento. Che vergogna. Sentierino tipico delle Marmarole, dove ci sta a malapena lo scarpone, però con un po' di piede fermo si fa. My city's good to tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting. Anda, Arrivati. arrivati. Il nostro amico quattro zampe ci ha lasciati. Sì, ci ha accompagnato su, poi ha detto io vado per la mia. Non ci credo, si vede la punta del pelmo. Pazzesco. Questa panchina qua, chi l'ha fatta? Questa l'ho fatta io quando ero ancora alchiggiato nell'estate 2021, infatti c'è solo da 12,721. L'ho tagliata, una panchina in larice, e il nostro mitico Andrea, aiutante, c'è Andrea, l'ha portata su in spalla, non è proprio leggerissima. L'ha portata in spalla da laggiù, dal rifugio. Ha fatto il sentiero che abbiamo fatto noi. Esatto. Strano che l'ha portata su lui e non tu. Io faccio di porta. Certo. Io sono la mente e lui il braccio. Certo. Che scansa fatica sti ragazzi qua, mamma mia. È una matriosca questa. Wow. Oh, mica scherzi qua. E qua c'è questo, un set di matite, cartoncini, psiche di rosa nel cheto vespro, le marmarole care al vecellio, rifugian di plagio di sogni, elso di spiriti e di fate, Giosuè Carducci, 2306 metri. L'ultima firma del 31 agosto. Adesso tocca farlo a noi. Ah, non è più venuto su gente. Oggi è il 28. Qua, noi dobbiamo scrivere due cose. 28, lineetta, 29. Stanotte si dorme in cresta.
Ecco qua. Adesso mi raccomando è riporre una sua scatoletta protettiva. Io ho un po' fame, Anch'io adesso una bella scatoletta di Simmental. Te la mangi tu, io mi mangio il salame e il formaggio. Prende qua, Sì. Matteo, com'è a dormire qua? Mamma che benessere. Io non mi muovo più fino a domani. Vabbè, in un posto così ci può solo che star bene. Ecco, speriamo che rimanga là e non venga qui. No, non la vogliamo. Non la vogliamo. La pioggia non la vogliamo. Bene, stasera a cena finiremo il formaggio che abbiamo iniziato a pranzo. Poi ho un altro salamino, una bella pasta alla bolognese calda. Alex si è portato anche la Simmental. Top, carne numero 1. Altro che la Fiorentina. Non lo so. E poi si dormirà qua. Cin. Anche la Stagliaron. Buono questo succo d'uva analcolico. Dove l'hai preso? Bravo Alex, hai detto esattamente quello che ti avevo chiesto di dire. Veramente buono. Quality check, penne alla bolognese. Provate? Buone, buone. E se lo dice uno che ha fatto l'alberghiero, vuol dire che è vero. Pensa che qualità. No, Basta o il fatto che tu abbia fatto l'alberghiero? Lasciamo il dubbio. Meglio. Ah, direi che tenda pronta. Bene, siamo in tenda. Almeno qua non c'è vento. No, beh. Niente, ci vediamo domani, buonanotte. GoPro fuori e speriamo di addormentarci in qualche modo. Beh, di sicuro meglio dove siamo andati l'ultima volta. Sì, sì, quello sì. Sta un po' più caldino. Che situazioni, solo dei matti possono fare una roba del Però ne genere. vale la pena. Vale la pena, sì, sì. Domani, notte. Buonanotte. Cosa stai facendo? Adesso raccogliamo le cime, che sono quelle un po' più verdi del barancio, giusto qualche punta, per farci la tisana. Anche perché quei biscotti dobbiamo finirli con qualcosa. Esatto, ma perché sono buoni a finire così. Adesso vediamo. Che bel colorino che ha. Usa? Top.
Io ci metterei dentro anche. Prego. Grazie. Aspetta. Facciamo colazione, poi smontiamo la tenda e poi andiamo a pranzo da una persona che, se seguite questo canale, conoscete molto bene. My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns. Allora bene, praticamente una volta che siamo ripartiti dalla cresta d'Airon abbiamo seguito un sentiero non troppo precisato che ci ha riportato sul tracciato che collega il rifugio Chiggiato al rifugio, lo scoprirete dopo. Avete capito che rifugio è o no? Vi faccio vedere il gestore che magari vi si schiariscono le idee. Sai chi è questo pezzo del merda? Questo è Matteo Peroni. Ciao Matteo, minchia grande. Ciao. Ti sono fischiate le orecchie quest'anno. Un pochino sì. La grande. Qua è per puffi sta banchina, vabbè. Gente. E comunque sì, siamo al Bayonne. Sgarro pieno. Oggi la dieta qua non si segue neanche. Andre, oggi va così. Qua si aiuta, Lavora tu oggi. Con la giacca più famosa delle Marmarole, attenzione. Sempre mente Elia, eccolo. Che meraviglia. Tanto puoi fare le foto perché tanto è Ferragni con una R sola. Come mai hai deciso di chiamarla Chiara Ferragni? Perché mi sono sognato Chiara Ferragni di notte, no? Mi sono svegliato e ho detto ragazzi, ai. Oggi voglio fare la grappa alla Chiara Ferragni e dovevo darle il colore rosa, no? Il suo colore. Giusto. E gli metto lamponi, mirtilli e non ero contento, gli ho messo anche un po' di vaniglia, la bomba. Eccola qua! Sempre al limite, vedi? Grazie, se no faccio confusione. Adesso, dopo una pausa idratazione da Elia, ci dirigeremo a Precedelan, dove abbiamo lasciato la macchina, passando per Caser d'Airon e perché la ruta facendo il sentiero basso e passando rifare per il Caser d'Airon e per la località Tuoro e Monte Colon. Andiamo. The ash keep burning down. No, you won't hear a sound. The screaming bottled within. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting. Bene, dopo 15 km circa siamo ritornati a Precedelan. L'anello è diventato un po' più lungo del previsto, ma va bene così, visto quello che abbiamo mangiato e soprattutto bevuto da Elia. Spero che questi 2 giorni vi siano piaciuti e noi ci vediamo alle 8:30 con un nuovo video sul canale. Quando? Lunedì prossimo. Bravo, dai Alex, 7:30. Ciao.
quando pensi di non riuscire più a stupirti, che la montagna ti mette davanti agli occhi la sua meraviglia. Luci, colori e suoni che non smettono mai di alimentare il cuore e la mente. Ritornare in un luogo caro è speciale sia per chi ci è passato una vita, sia per chi ci ha trascorso solo alcuni momenti preziosi. D'altro canto, la montagna ci offre la cornice. Tocca a noi inventare la storia che va con essa.